In principio furono le tasse, nessuna diminuzione, ma non va giù neppure la vision su cultura e turismo e ultima, ma non ultima, la tutela degli animali. Deludente il primo bilancio targato Sergio Giordani sindaco, secondo il neonato gruppo consigliare di minoranza Libero Arbitrio, che ha presentato un voluminoso 108 numero di emendamenti. Noi troviamo che sia un bilancio che guarda al passato per quanto di buono è stato fatto dalla precedente amministrazione, servendosi anche dei denari che la precedente amministrazione ha portato a Padova. Lo troviamo povero di contenuti e un po' depresso e senza idee. Poca trasparenza è la prima accusa che i tre consiglieri di Libero Arbitrio muovono al sindaco, vedi alla voce stipendio del portavoce Massimo Bettin, nessuna diminuzione delle imposte comunali. È scritto a verbale del DUP, a pagina 63, che l'orientamento dell'amministrazione è quello di non aumentare la pressione fiscale. Ecco che quindi in questo caso noi siamo intervenuti con tutta una serie di emendamenti proprio per chiedere all'amministrazione comunale che invece attivi delle buone pratiche per diminuire la pressione dei tributi locali. Ma l'assenza di vision, puntualizza il neonato gruppo consigliare, riguarda anche un comparto fondamentale per la città come quello legato alla cultura e al turismo. Era già in fase esecutiva un progetto per rimodulare tutta la segnaletica turistico-culturale della città, è scomparso dal DUP. Noi invece vogliamo che si prosegua e si vada avanti. E poi nessun cenno a una nuova sede per l'orchestra di Padova e del Veneto e poi la tutela degli animali. Manca un gattile comunale in città ed è da rivedere la convenzione con il canile di Rubano. Appuntamento in consiglio lunedì.